I Savoiardi di Fonni, una piccola realtà artigianale che utilizza sistemi tecnologicamente molto avanzati. L'inviato. 18.000 uova al giorno per produrre i biscotti di Fonni, specialità che nascono nel centro Sardegna e poi fanno il giro del mondo. Le zone interne dell'isola puntano anche sulle piccole e medie imprese per sostenere la loro economia. Oltre il turismo, quindi le solite aziende che sono gli alberghi, i ristoranti, gli agriturismo, abbiamo tante aziende che occupano centinaia di persone nell'agroalimentare, quindi dalla produzione di biscotti, la produzione del pane, la trasformazione del latte, quindi produzione di formaggi e la produzione di salumi. Aziende all'avanguardia, imprenditori che hanno scelto di produrre qui un'arma in più contro lo spopolamento. Quante uova producete nella vostra azienda? 15-16.000 uova al giorno. E quante galline avete? 20.000, perché non tutte producono giornalmente. Noi utilizziamo le uova di Fonni da 3 aziende di Fonni, ecco. Oltre alle uova noi utilizziamo anche l'imballaggio primario, che lo facciamo fare qui a Fonni, un'azienda che ci fornisce proprio i sacchetti e il film di confezionamento. Più aziende ci sono, meno c'è la necessità di spostarsi per la gente per cercare lavoro. Purtroppo in montagna ci sono delle difficoltà a produrre, nelle zone, nei piccoli centri è più difficile produrre e fare impresa perché si è lontani dai grossi centri urbani, dai porti e dagli aeroporti. Il biscotto più lungo del mondo, da Guinness dei primati, resta un sogno non ancora realizzato. Per ora, ad attirare i turisti qui in montagna, basta la neve che presto tornerà ad imbiancare i tetti e le cime del Gennargentu.